Non avrà lo stesso appeal di una finale, ma di certo, perlomeno per vedere quelli che sono gli standard in campo. Rovigo Calvisano non è una partita qualunque. Fra 2 giorni qui allo stadio Mario Battaglini, a un terzo del campionato, questo match importante per capire e per capirsi, come direbbe qualcuno. Rovigo che arriva dalla vittoria di Mogliano, Calvisano che arriva dalla vittoria con San Donà. Parleremo oggi in trasmissione col numero 8 della Femici Z Rugby Rovigo Delta, Matteo Ferro. Ciao Matteo, benvenuto. Buonasera a tutti, ciao Andrea. Poi ritorna a trovarci un amico, un ospite, un grande intellettuale, una grande penna del rugby italiano, Giorgio Sbrocco. Ciao Giorgio, benvenuto. Allora, Matteo, vittoria a Mogliano, una vittoria che nel primo tempo è stata un po' sofferta, poi siamo entrati in controllo e forse abbiamo anche gestito, forse un po' troppo anche il match. Sì, è stata una vittoria un po' sofferta come dici, perché loro comunque dovevano giocarsi tutte le loro carte perché per via di una classifica non troppo buona per loro, quindi non era un'ultima spiaggia per loro, ma lo era quasi. Erano in casa loro davanti al loro pubblico con una grande squadra avversaria contro, quindi volevano sicuramente far bene. Il nostro obiettivo era quello di portare a casa i 5 punti e ci siamo riusciti a pieno, magari non con un gioco totalmente soddisfacente, però l'obiettivo era quello, è stato raggiunto e siamo abbastanza contenti. Ecco, Giorgio, tu hai visto la partita Mogliano-Rovigo? Sì. Ecco, hai avuto la stessa sensazione che Rovigo abbia un po' controllato, specialmente nel secondo tempo, il match? Sì, ho avuto una sensazione di due squadre di peso specifico oggettivamente diverso. Fatti tutti i conti, mi stupisce un po' il numero di punti che ha incassato Rovigo, quello mi sembra, sinceramente, per il valore per quello che ha fatto vedere in campo e per l'oggettiva differenza rispetto all'avversario, lo scarto avrei pensato sarebbe stato più ampio. Quindi tu parli dei punti subiti da Rovigo, che Mogliano tra l'altro aveva anche il peggior attacco dell'eccellenza, tra l'altro. Sì. Ecco, questo non vuol dire niente, certo. Non è che Rovigo difenda male, non sta a me. Comunque è un segno, perché abbiamo preso 2 mette nel primo tempo, una da drive e una da subito dopo evoluzione del drive, quindi è una fase di gioco che comunque in settimana dobbiamo allenare, dobbiamo migliorare, perché prendere 2 mete così in una partita non fa di certo bene per il futuro. Certo, un Rovigo che specialmente per quanto riguarda i backs, i tre quarti in genere, è un work in progress di nuovo, un 2.0, chiamiamolo così, di questa stagione. Qualche beneficio c'è stato? Com'è la sensazione? Abbiamo avuto Umberto in trasmissione la settimana scorsa, lui molto positivo, molto voglioso. La vostra reazione? La reazione da parte di tutti quanti, sia tre quarti che avanti, staff, tutto quanto, è una reazione molto positiva a quello che propone Umberto. Ovvio è più per i tre quarti, perché sta un po' di più con loro. Quando facciamo reparto noi siamo seguiti da Giorgio, sono seguiti da Umberto, quindi per questo aspetto segue tanto loro. Quando facciamo collettivo invece comunque c'è sempre un po' della sua idea, dice sempre la sua, come è giusto che sia un assistant coach, e tutti quanti conoscono Umberto, sanno qual è il suo curriculum, la sua esperienza, le sue doti, le sue qualità, quindi tutti quanti lo ascoltano con grande attenzione, perché comunque un grande allenatore con una grande esperienza e che di rugby comunque ne capisce. Ecco, passando a sponda Calvisano, Giorgio, Calvisano che vince con San Donà nei classici ultimi 10 minuti, 15 minuti, i secondi tempi del Calvisano in questo inizio stagione. Sì, lì è stata una partita non proprio dei due volti, però sono quelle partite fra la prima e la terza, la prima e la seconda, che qualcosa di particolare hanno sempre. San Donà è rimasto in partita, è rimasto a un punto fino a 10 minuti dalla fine. Negli ultimi 10 minuti Calvisano ha semplicemente si fa per dire, alzato l'intensità, ha portato 2 palle a largo con un'efficacia che mai aveva avuto prima. Su una ha trovato Paz, che ha rotto un paio di placaggi, ha buttato giù tutto e è andato dritto. Sull'altra ha trovato una buona pennellata di piede di Novillo, su cui è arrivato, mi pare, dal Ziglio in meta. Sì. Però sono state forse le uniche 2 lunghe sequenze che dopo la seconda, terza fase hanno cominciato a prendere metri. San Donà fino a quel momento era stato quasi impeccabile nella riorganizzazione difensiva e Calvisano aveva fatto molta fatica, anche se poi insomma la meta del San Donà è stata presa su un infortunio abbastanza banale, una pallaccia buttata dietro e poi colpita al piede. Però San Donà fino a 10 minuti alla fine poteva vincerla quella partita. Gli ultimi 10 minuti hanno ricordato a tutti che Calvisano nel suo intimo, diciamo, possiede qualche carta in più rispetto alla concorrenza. Non so rispetto a Rovigo, vengo domenica apposta per vederlo,
sicuramente più di San Donà. Da tenere presente che Calvisano ha giocato senza Tuivaiti e che dalla partenza di Costanzo qualche problemino a destra in prima linea continua a averlo, anche se c'è il mio amico Leso che sicuramente è un bravo ragazzo, è anche un buon pilone, però quella tranquillità di pensiero, di giudizio, le mischie chiuse non ce l'hanno più. Ci andremo poi nello specifico nella seconda parte a parlare di questo. Resta il fatto che ci sono dei dubbi, o meglio, ci sono degli interessi per capire i livelli, no? Come dicevamo in entrata, però San Donà si dimostra una squadra molto temibile, a prescindere dalla sconfitta di Rovigo al Pacifici. Anche con Calvisano ha saputo mettere in campo le proprie qualità ed è una pretendente assoluta per i primi 4 posti. Matteo e Giorgio. Sì, no, sicuramente San Donà è un'ottima squadra, ha dimostrato, malgrado purtroppo contro di noi, di giocarsela per vincere la partita. E non dimentichiamo che già l'anno scorso era arrivata praticamente quarta, poi per via di questioni burocratiche non è stata messa ai playoff. Però dalla squadra dell'anno scorso hanno fatto altri innesti senza mandare via i giocatori buoni che avevano già preso l'anno scorso, quindi è una squadra che è andata a migliorarsi a quella dell'anno scorso e quest'anno si sta giocando le proprie carte, sta facendo un ottimo campionato e sono sicuro che metterà in difficoltà anche altre squadre oltre che a noi e Calvisano domenica scorsa, quindi sarà una bella sorpresa per il campionato. Giorgio, sembra che Ensel riesca a tirare fuori il meglio da quei ragazzi. Sì, indubbiamente si tratta di allenatori preparati, bravi, motivati. Oltretutto l'ambiente di San Donà io lo conosco bene perché ci ho anche giocato 2 o 3 anni in un altro secolo, però è gente che comunque ha un grande pregio, è la concretezza, e quando alcune circostanze esterne cominciano ad andare per il verso giusto, San Donà è il luogo ideale, l'ambiente ideale per esaltarsi. Si dice che la rosa di San Donà sia, aperte virgolette, un pochino più corta delle naturali concorrenti, quindi in un ipotetico, tocca pure dove vuoi, in un ipotetico poker di semifinaliste, io che non sono nessuno assegno già 3 posti a Rovigo, Calvisano e Petrarca, da quel che si è visto. Per il quarto la concorrenza a San Donà potrebbe essere Viadana e Fiamme Oro. Per quello che ho visto fino adesso e per la composizione della rosa, io €1 lo punterei su San Donà come quarto. E non Medici, quindi? No, non Medici, perché i Medici hanno dalla loro la saggezza e la mentalità pacata ma vincente del loro grande allenatore Pasquale Presutti, però hanno ruoli dove hanno coperture molto limitate, quindi non si tratta di augurare il male a nessuno, ma insomma, per fare un campionato di eccellenza, per carità non sarà il Super Rugby, ma servono da 6-8 piloni, meglio se di pari livello. Firenze non li ha. Quindi E altri ruoli. Quindi non si fa nemmeno di coperta corta, perché è un problema sugli effettivi, sui primi 15 che entrano in campo. Allora, la settimana, si parla di settimana, un test importante, Calvisano, qui a Rovigo si vive tutto abbastanza sempre sopra le righe. Com'è l'ambiente adesso? C'è serenità? Si sente che c'è Calvisano? Come la state vivendo? L'ambiente è sereno perché comunque stiamo avendo un percorso di crescita che dall'inizio di stagione è positivo, quindi stiamo lavorando bene, con serenità, con molta voglia di fare, di migliorarsi, e sappiamo che domenica sarà un appuntamento molto importante da non mancare o comunque da dimostrare tutto il nostro valore. Quindi stiamo lavorando con tanto entusiasmo, con tanta buona volontà e stiamo preparando al meglio questa partita. Ecco, Giorgio, in una piazza dove parlavi di San Donà, che comunque quando tutto gira è la piazza ideale, si può entusiasmare sia pubblico che giocatori stessi nel dare il meglio. Una piazza come Rovigo, anche se non è una finale, una sfida del genere ha un suo peso, soprattutto mentale, di ambiente. Beh, questo ce lo dice lui che ha il polso della situazione. Ma tante volte da fuori si vede meglio. Come non credergli? Io dico che Calvisano Rovigo negli ultimi anni è in qualche misura, si può considerare il parametro di riferimento della qualità del campionato di eccellenza, perché Rovigo e Calvisano hanno, al di là dei risultati, hanno prodotto il meglio del rugby domestico, per qualità, per continuità, anche in un certo modo per capacità di adattarsi alle situazioni. Le ultime finali ci raccontano di
di una sostanziale parità al di là dei risultati. Sono due squadre che si incontrano 100 volte, finirà 60-40 se proprio va male, ma insomma ci sono. Il fatto che si incontrino a un terzo della stagione con Calvisano che praticamente viene da 3 partite, tutte e 3 in qualche maniera problematiche, perché ha faticato col Petrarca, un'ora uno in più senza maramaldeggiare, insomma merito del Petrarca per carità, però qualcosina ha faticato con Vialana, alla fine ha vinto di 2, ha fatto fatica con Sandonà. Questo da un certo punto di vista è da mettere nella colonna delle buone cose, perché una squadra che fatica a vincere ma vince vuol dire che possiede qualcosa da spendere. È anche vero però che forse rispetto al resto della concorrenza che non sia Rovigo, Calvisano al momento, ho sentito dire che stanno facendo una preparazione fisica particolarmente pesante, tutto vero, Tuivati non c'è più, tutto vero. Io non voglio fare un pronostico perché sono superstizioso io, figurarsi chi mi ascolta, però io dico che le possibilità di vedere una buonissima partita ci sono tutte. Ecco, lo andiamo a vedere quanto è successo domenica scorsa al Quaggio di Mogliano, la vittoria della Fenice Z Rugby Rovigo Delta, poi cerchiamo di andare ancora più dentro questa sfida di domenica fra Rovigo e Calvisano. Ancora con gli avanti, Connolly, la meta del Mogliano, in campo per Mogliano, vediamo Morna, stavolta è buona, bandine su. Un po' più abile a perdere un po' di campo e a gestire un po' la sua corsa nei confronti di Biffi e poi riuscire a bloccarlo. Davis, finta Davis, buco di Jordan Davis, attenzione se ne va l'inglese, meta! Toccata di Jordan Davis, seconda meta di giornata per Rovigo, ottima percentuale, Rovigo avanti di 2, bene Mantelli fa il suo. Bentornati in studio. Allora, Matteo Giorgio diceva vittorie sofferte di Calvisano, però vittorie.
Questo denota qualità, denota capacità di portare a casa il match, raggiungere l'obiettivo, e in una squadra che è praticamente al terzo anno di progetto con Brunello, che sebbene cambino degli elementi il sistema resta immutato, per cui è una bella sfida. Sì, è una bella sfida e mi collego appunto a quello detto prima. Secondo me Calvisano denota una grossa maturità del lavoro che sta facendo Massimo, perché arrivare sotto magari a 10 minuti dalla fine, quando delle squadre possono impanicarsi e non saper più che pesci pigliare e magari perdere la partita, invece Calvisano sta dimostrando che sia contro Viadana che contro San Donà sono riusciti a portare a casa la partita, quindi denota una grossa maturità e una grossa autoconvinzione dei propri mezzi. Noi speriamo di arrivare a 10 minuti dalla fine in vantaggio magari di un bel po' di punti, quindi da non essere raggiunti, ma sono sicuro che domenica sarà una partita molto chiusa nel punteggio, molto vicina, dove magari un calcio piazzato può fare la differenza, una meta all'ultimo minuto può fare la differenza, trasformato no, quindi sarà sicuramente una partita molto interessante. Ecco, Giorgio, secondo te una sfida di questo tipo può dare più risposte a Rovigo o a Calvisano? Beh no, a entrambi. Scusa, non è un modo per sfuggire la domanda. A entrambi, è ovvio, perché anche Rovigo nel suo percorso, lui ha citato il caso della partita di San Donà, sono degli inciampi che capitano e comunque non sono partite buttate via. San Donà in quel giorno ha espresso una concretezza che a Rovigo è mancata. I percorsi fino adesso sono quanto di più poco ponderato esista, però un terzo di campionato comincia a essere già un numero interessante. Perfetta l'analisi del nostro amico numero 8 qua, è vero, le verità banali sono poi quelle: fammi arrivare a 10 minuti avanti di 20 e dopo grazie a tutti. Non credo, ecco, posso dire, non credo che sarà una partita con scarti particolarmente grossi. Calvisano sul piano del gioco applica insomma, il gioco di Brunello è tanto concreto quanto a volte evoluto, anche se non sembra. Loro puntano molto a sequenze lunghe, però hanno uomini che individualmente sanno capire quando è il momento di finire la sequenza, di intervenire col piede. Hanno un'apertura che rispetto al livello dei pari ruoli italiani è sicuramente un gradino superiore, e dietro hanno un misto un po' di tutto, insomma hanno l'esperienza di Chiesa che si sta rivelando un estremo, poi hanno un ragazzo che mi piace moltissimo che è Susio, che come attaccante è in grado di fare danni dappertutto, e poi c'è Paz che è il gemello di Novillo, insieme possono fare delle belle cose. Io credo che contrariamente a San Donà, Rovigo mi sembra un po' più attrezzato davanti, quindi la fatica che Calvisano ha fatto domenica scorsa contro San Donà, secondo me, per arrivare a 10 minuti dalla fine e avere ancora il gas per fare 2 accelerazioni così, qua non ci arriva con tutta quella benzina, perché secondo me la mischia di Rovigo lo fa faticare di più, sia in chiusa sia in giro per il campo. La sensazione, avendo visto Calvisano un po' di volte, è che come già aggiungevi tu a inizio puntata, il pacchetto non fosse così confidente come gli altri anni. È vero che rumors da Calvisano dicono che stanno attuando una preparazione un po' diversa, un po' più a lungo termine rispetto agli standard, però pur cambiando certi elementi è ovvio che un pacchetto ha bisogno di essere ben oliato. Non sempre i nuovi innesti possono essere allo stesso livello dei precedenti, perché tu hai nominato Costanzo, ma anche Riccioni vuol dire faceva parte del pacchetto, e non sempre trovare dei piloni allo stesso livello è semplice. La sensazione è che Rovigo in questo momento abbia un pacchetto più performante di quello di Calvisano. Siete d'accordo? In questo momento, poi ovviamente Matteo. No, è vero che delle partite che abbiamo fatto fino adesso abbiamo fatto non solo della mischia chiusa, ma del gioco attorno agli avanti, il nostro punto di forza, quindi mischia chiusa, driving maul, touche, eccetera, eccetera. È un nostro punto di forza, sappiamo qual è la nostra potenza, la nostra cilindrata lì davanti, e sicuramente puntiamo sui nostri punti più forti. Ecco, Matteo diceva mischia ordinata, tutto il lavoro della mischia, e ha toccato il tasto touche.
il tasto touch probabilmente non è ancora così performante come la miscoordinata e quant'altro. Calvisano può avere tra i suoi effettivi un volpone come il buon Cavalieri da questo. Sì, però Calvisano ha fuori Andreotti, che al di là del cognome vagamente evocativo, è una di quelle, è un ragazzo che ho seguito e che conosco bene, non personalmente, come giocatore. Però me ne parlò anni fa Morelli, il capitano, dicendo: guarda, dai un'occhiata a sto ragazzo perché è molto poco appariscente, però ti assicuro che averlo o non averlo, sia nel gioco sui punti di incontro, sia in rimessa laterale, si sente. Adesso loro giocano con Donofrio e Cavalieri. Cavalieri è sicuramente il leader da un punto di vista delle fasi statiche lì dentro, oltretutto ha abbassato drasticamente il numero di calci di punizione che prende rispetto a Padova, sembra un sosia, è un altro uomo e fisicamente sta benissimo. La rimessa laterale del Calvisano però ha delle belle variazioni su cui avrete sicuramente lavorato, insomma sanno usare bene Strilic dietro. Manca anche Pettinelli da loro. Manca Pettinelli, insomma. Hanno delle terze più saltatrici forse sì, rispetto a Rovigo. Sì. Questo paga un po' dazio forse in mischia ordinata, mentre nel gioco aereo privilegia un po'. E poi insomma alla fine il rugby si decide sulle situazioni di 1 contro 1. Nell'1 contro 1 con un minimo di assistenza, quello che io ho visto di Rovigo fino adesso mi fa pensare che sia sicuramente a livello del Calvisano forse qualcosina in più. Ecco, parlavi di Tuivaiti, Matteo, poi tra l'altro gioca nel tuo stesso ruolo, probabilmente se la prima stagione di Tuivaiti non è stata un granché, l'anno scorso, nello scudetto del Calvisano, la passata stagione, è stato l'assoluto protagonista con la premiata ditta Novisio Pazzi, insomma. Giocatore che non ha giocato domenica e forse anche per questo, perché comunque ha problemi al ginocchio, è veramente quel giocatore anche dal campo, come vediamo noi dalla tribuna, che può fare la differenza? Ma dico sì, nel Calvisano è il fulcro del gioco di Calvisano perché palla lui, porta la palla in avanzamento di 5-6 metri ogni volta, ma anche 2 metri, che comunque nel rugby anche 2 metri possono fare la differenza, dà una continuità di palla, molto spesso non si fa neanche tempo a fare la racca che la palla è già fuori, quindi il gioco è attorno a lui fa molto bene questo lavoro, questo mestiere. E ha fatto la differenza l'anno scorso, quest'anno è arrivato tardi a Calvisano, non ha giocato le prime partite, ne ha giocate un paio, le ultime le ha giocate, ha fatto come l'anno scorso, quindi vediamo domenica se c'è, se non c'è, se c'è studiamo come giocano, come fermarlo, se non c'è è meglio per noi. Tra l'altro domenica ha fatto anche un'ottima prestazione Venditti, che è riuscito poi a giocare. Venditti me lo ricordavo Venditti me lo ricordavo da molto più giovane. Dalla sua ha sempre avuto sicuramente il fisico. Noi possiamo girare intorno e chiamare gli intellettuali, quelli veri, a disquisire su cosa sia il rugby. Alla fine non so se avete presente la meta che abbiamo preso, l'Italia che ha preso contro le Figi, c'era appunto arrivato questo che è alto 4 metri, preso a 30 kg e largo 1,5 metri, è passato dritto, Minto gli ha solo detto si accomodi. Ecco, quelli o da noi non nascono, io ho scritto scherzando che forse è un deficit delle mamme perché non li fanno, o gli incroci non sono giusti, allora ho scritto un pezzo dicendo viva il meticciato, speriamo. Ecco, detto questo, lui che ci ha giocato contro qualche volta avrà anche dovuto fermarlo, sa che ha questa capacità, che comunque gioca sempre dopo il vantaggio, riesce sempre a prenderlo. Di poco si trova placatori seri come lui, però è anche vero che tutto ha un costo, insomma, quando hai fermato Tuivaiti 5 volte lanciato, gli ultimi 10 minuti famosi non li fai proprio col fiore in bocca, insomma, quindi è comunque un costo per la squadra avversaria. Il fatto che non ci sia, mi piace la sua spontaneità e la sua onestà, è meglio, insomma, è la vecchia regola. Cosa potrebbe capitare alla squadra che si rompa il pullman in autostrada? Certo. Sarebbe il massimo, non arriva nessuno. Perché non dirle le cose? E quindi Calvisano, che ha questi ball carrier, comunque questa capacità di trovare avanzamento in linea del vantaggio, poi arriva questo must dell'idea rugbistica di Massimo Brunello Calvisano, quindi la capacità di giocare la continuità diretta.
persone e giocatori di massimo livello, insomma di massima categoria rispetto a quello che abbiamo qui in Italia. Parlavi di Novicio, che probabilmente se non avesse avuto dei problemi fisici nella sua carriera non sarebbe qui a giocare. Sarebbe a Calvisano. Ecco. E che con Paz riesce ad avere un feeling che ricorda un po' quello tra Omson e Brex l'anno scorso a Viadana, però gente capace sempre di risolvere il match. Come può Rovigo, Giorgio, secondo te, bloccare questa seconda fase, diciamo, quella legata ai davanti. Il bello del rugby è che è un gioco semplice, non l'hanno inventato gli inglesi, quindi deve essere una roba basica. Tu li fermi davanti, gli fai spendere il 10% di più di quello che pensano di spendere, perché se lo tenevano per andare a sostenere in giro per il campo, li fai metaforicamente morire sul punto, guadagnare 1 metro invece di costare 10, comincia a costargli 20 dal primo minuto, fuori. Rovigo 1 contro 1, non vedo delle grossissime debolezze, insomma ovviamente l'esperienza di Novillo non può avere la Mandelli, su questo non si discute, ma è anche vero che l'organizzazione difensiva di Rovigo è particolarmente evoluta anche in questo. Se Rovigo, come io penso, non solo imposterà la partita su questo, ma riuscirà a portare all'incasso questo prezzo che impone a Calvisano, la partita non solo se la gioca, ma può ottenere parecchie soddisfazioni. Se davanti Calvisano dovesse fare le sue cose senza troppa fatica, allora il discorso comincerebbe a complicarsi. Gli equilibri cambiano. Sì. Andiamo a vedere i rumors che arrivano dagli altri campi di eccellenza, poi ritorniamo insieme per l'ultima parte di Rugby House. Nel giorno del big match tra Rovigo e Calvisano, rivincita ormai infinita tra le due finaliste per lo scudetto nelle ultime 4 edizioni, un altro derby veneto torna ad affacciarsi dalle parti del Piave con il confronto molto atteso tra la Lafayette ed il Petrarca, rispettivamente attuali quarta e terza forza del campionato, dopo i risultati dell'ultimo turno che hanno visto i veneziani perdere proprio a Calvisano e i patavini portarsi a casa la partita della Guezza contro i Medici e i Fiorentini. Il 15 di Zainan se l'ha molto da recriminare rispetto al confronto del Peroni Stadium, dove fino al 70° il punteggio registrava un solo punto di distacco, frutto di una gara equilibrata e giocata a viso aperto, confermando lo spessore dei biancocelesti che mai come quest'anno puntano decisi ai playoff. La differenza alla fine l'hanno fatta i cambi, visto che la panchina dei bresciani può sicuramente proporre delle alternative più ampie, ma quanto fatto vedere dal Sandonà è un segnale chiaro e forte rispetto al potenziale stagionale di un gruppo che sul telaio già ben rodato dello scorso anno ha saputo inserire giocatori di qualità e quantità, in attesa che Van Zyl venga pienamente recuperato, dando quell'innegabile valore raggiunto fin qui visto solo in poche occasioni. Di fronte, nel match di domenica, un Petrarca che si sta proponendo come alter ego più accreditato a Rovigo per il ruolo di seconda forza dietro ai campioni d'Italia. Squadra ruvida davanti con individualità spiccate nella linea veloce, questo Padova sta gestendo bene il post-scavinato, dando l'idea di un complesso ben amalgamato dentro e fuori lo spogliatoio, spinto da motivazioni molto alte dopo la deludente semifinale dello scorso campionato. Insomma, tutti gli elementi per assistere ad un buon match sulla coda del test tra Italia e Argentina del giorno prima a Firenze ci sono tutti. I 4 punti di distacco in classifica, Padova 22, Sandona 18, fanno gola ad entrambe, perché se per Padova significano staccare ulteriormente una rivale molto spigolosa restando agganciata al treno di testa, per Sandona l'occasione di rituffarsi nel gruppo che conta sfruttando l'imbattibilità del Pacifici è di quelle da non lasciarsi sfuggire. Prima del match, secondo appuntamento con Tempo Zero, la bella iniziativa che vede la clubhouse sandonatese impegnata nell'organizzazione del pranzo tra le tifoserie per la raccolta di fondi da destinare al piccolo Alessio Carrer, rugbista bianco-celeste under 10 rimasto orfano nella tragedia della Solfatara di Pozzuoli. In occasione della gara con Mogliano i coperti furono 350, un numero clamoroso ed un segnale bellissimo di quanto, al di là dei campanilismi, il mondo del rugby rimanga tutto sommato una unica grande famiglia. La sfida con gli amici padovani è lanciata e questo derby nel derby non è detto conti meno di quello che si vedrà sul campo. La 7ª giornata del campionato nazionale eccellenza prevede la sfida dello Zaffanella tra Viadana e Reggio Emilia. I mantovani padroni di casa sono reduci da 3 sconfitte consecutive, arrivate al termine del trittico di fuoco contro Rovigo, Calvisano e Fiamme Oro. Quest'ultima sfida, andata in scena lo scorso weekend nella capitale, ha visto la squadra di coach Frati perdere con il punteggio di 35-7, al termine di un match influenzato anche da un cartellino rosso che ha costretto gli ospiti a giocare in 14 per un'ora. L'occasione per tornare a vincere è comunque importante, anche per recuperare punti per quanto riguarda la corsa ai playoff, tanto più che nella 7ª giornata si giocano contemporaneamente Sandonà, Petrarca e Rovigo Calvisano, tutte squadre che precedono in classifica Viadana e qualcuna inevitabilmente perderà dei punti. Di fronte a Reggio Emilia, che proprio lo scorso weekend ha trovato la prima vittoria stagionale contro la Lazio, che ha permesso di lasciare il trittico di coda occupato ora da biancocelesti e Mogliano.
Il fattore campo e quanto visto finora in campionato lasciano comunque presagire una vittoria di Viadana, che potrà così rilanciarsi nella corsa per i play-off. La Lazio torna in campo all'Acqua Cetosa dopo la disfatta di Reggio. La meta di Guardiano e i punti al piede hanno permesso alla squadra di Montella di reggere solamente un tempo contro una diretta concorrente per la salvezza, giocando una partita al di sotto delle potenzialità della squadra biancoceleste, che adesso non può più sbagliare. A Roma arriva il Mogliano, fanalino di coda insieme alla squadra romana, e ancora secco di vittorie dopo 6 giornate. Per i ragazzi di Montella necessario vincere per non rimanere l'unica squadra senza vittorie dopo 7 giornate di campionato. Fondamentale quindi per i giocatori ritrovare la serenità e la tranquillità che gli permetterà di sfruttare al meglio le proprie potenzialità e le proprie caratteristiche offensive. A fare la differenza, come sempre, potrebbe essere il campo di casa. Ultima parte, forse, perché qui i contenuti sono tanti, di Rugby House. Arriva fra un po' anche il momento del Matteo Ferro. Sapete, noi mettiamo sempre l'ospite, il giocatore, no? Ha ricevuto tantissimi attestati di stima e tantissime domande che lui ci risponderà ovviamente fra qualche istante. Allora, giusto per ricordarvi che la partita è domenica e non sabato alle ore 15 qui allo stadio Mario Battaglini. La giornata sarà intensa perché ci sarà un festival Under 6 a partire dalle 10:30, poi ci sarà anche tra il primo e il secondo tempo la dimostrazione delle nuove Ladies Rugby Rovigo Delta, quindi la squadra femminile che tra il primo e il secondo tempo insomma ci farà vedere quello che stanno imparando in questi primi mesi di attività. Pomeriggio insomma con tanti contenuti da vivere, non solo per il main event, quindi la partita Rovigo Calvisano, ma anche per tutto il resto che ci gira attorno. Matteo, i tuoi tifosi e qua... Amici, poi soprattutto gli amici, molto simpatici. E qui tra l'altro c'è anche una parte un po' di Giorgio che viene. E Michele Rizzo, tra l'altro tirato in ballo con Brugnara 2 o 3 settimane fa, è ancora presente, dice: Matteo, ti trovi al bar con gli amici e improvvisamente ti accorgi di aver lasciato il portafoglio a casa, a chi chiedi l'euro per il caffè? Beh, diciamo che so a chi non posso chiederlo perché è un po' taccagno, lo chiamiamo un po' ratta T-Rex, quindi Restio. Questa domanda un po' sappiamo noi che ci conosciamo con Claudio, con te, con Bibi, che è rivolta al nostro amico Claudio Donati che lo soprannominiamo ratta perché appunto ha questa qualità nel riuscire a svignarsela sempre quando c'è qualcosa da offrire. Ok, anche quella è una qualità. E tra l'altro, manco a farla apposta, Claudio Donati dice: come sta andando lo studio all'università? Bene, sta andando bene, mi sto impegnando, quindi tutto sono ok. contento. Arriva un tuo amico, si chiama Edo Lubian. Come mai vai spesso all'accademia? Ti senti borghese? Ma vado in accademia perché ci organizziamo con degli altri ragazzi, con Filippo che studia anche lui con Riccardo Loro, ci troviamo in compagnia, andiamo in aula studio in accademia perché c'è tranquillità, ci riusciamo a concentrarci, stiamo in compagnia, quindi... Bene, quindi non sei un borghese ma vuoi solo studiare. Sono uno studioso e basta. Perfetto. Tiziano, Matteo, è vero che Riccardo Brugnara è uno dell'ISIS o almeno l'hai pensato quando l'hai visto? Ma a dire la verità, la prima volta che l'ho visto pensavo fosse un hobbit del Signore degli Anelli, quindi... Perry Parker, dove è andato il giovane Bici 590? Penso che sia a girare in bicicletta per l'isola di Albarella ancora. Perfetto. Antonio, ti piace il paddle? Sì, mi piace molto il paddle e Antonio, quando vuoi ti do la rivincita, dato che l'ultima volta io e Enrico Luchin ti abbiamo umiliato 3-7-0, quindi quando vuoi quest'estate ti diamo la rivincita. Viva il paddle. Poi Willy, una domanda seria finalmente, chi ti ha impressionato di più tra i nuovi arrivati? Guarda, quelli che mi hanno impressionato di più sono Riccardo Brugnara e Massimo Cioffi, perché Riccardo Brugnara comunque veniva da un campionato di alto livello, quindi è venuto qua, si è rimesso in gioco e sta dimostrando di essere di questo livello, forse qualcosina in più. E secondo Massimo Cioffi perché sta facendo veramente un ottimo campionato, sta dimostrando tutte le sue qualità, ma soprattutto dimostra una voglia, una grinta ogni partita, ogni volta che gioca, che mi sorprende, mi fa piacere vedere un ragazzo di così giovane, di buona prospettiva, mettere in mostra così tanta voglia e tutte queste qualità. Ecco, Giorgio, venendo a te, la tua, diciamo, come posso dire, sensibilità a scrittore, sua attività a scrittore, sto attento un po' nel definire. Attività. Sensibilità è una parola grossa. Vabbè, insomma, io sto attento con te, ho capito che... Sbattere i tasti. Ecco, c'è un nuovo progetto che è in uscita. Sì,
Grazie della domanda che avevamo concordato. Ovviamente, dietro il caffè che non pagava Ogni- Donati me l'ha pagata. Ormai è tradizione che verso questo periodo esca una delle avventure del mio personaggio, Sergio Penuria, il questurino rugbista, più bravo come questurino e come rugbista, che ha alle prese con dei delitti più o meno banali purtroppo, che lui risolve. Quest'anno Penuria, d'accordo col suo autore, si prende un anno di ferie, rientrerà l'anno prossimo, perché quest'anno invece è in uscita un libro che ho scritto con un ragazzo che di rugby ne capisce, che voi dovreste conoscere, non ha mai giocato con Rovigo, però la nonna abitava qua vicino, si chiama Mauro Bergamasco. E Mauro Bergamasco e Giorgio Sbrocco, i racconti della bislunga. La bislunga è la forma del pallone da rugby, ma anche qualcos'altro, leggetelo. L'editore è lo stesso. Ci abbiamo messo dentro 20 storie che hanno a che fare col rugby, ma non solo e non tutte. E per me è stata una scoperta, è stato un libro nato quasi per caso, ognuno di noi ha in casa degli appunti. Una volta, fatalità, avevo uno di questi sul tavolo e parlando con Mauro, ho detto, oh, sì, mi ricordo anch'io quella volta che, aspetta che lo scrivo, mandamene ancora, vediamo cosa c'è. Da 50 a 60 spunti di storie, ne abbiamo selezionati 20, ci abbiamo lavorato, tra l'altro Mauro Bergamasco sa scrivere bene ed è forte sui dialoghi e mi auguro che sia un successo anche per la mia sensibilità di scrittore, che ho un po' di diritti d'autore, mi piacerebbe portarmeli a casa. Insomma. Ecco, Giorgio, resto a te un attimo. E comunque la settimana è stata una settimana con tanti avvenimenti. Tu sei anche un docente universitario, per cui voglio dire, hai sott'occhio una gioventù che cresce a prescindere dall'aspetto rugbyistico. Siamo di fronte a una debacle sportiva, e qui parliamo di calcio, non di rugby stranamente, che coinvolge comunque un po' tutto lo sport in genere, o perlomeno pone una riflessione su quello che è il nostro modo di concepire lo sport, vivere lo sport. Cosa ne pensi? Cosa hai pensato dopo questa Ti sconfitta? riferisci a... Ah certo, a Italia-Svezia, A Italia-Svezia. ma non solo, cioè tu hai sott'occhio insomma i giovani, le nuove generazioni, per cui noti dei problemi oltre la tua esperienza rugbistica, ecco, facendo un'unione fra questi spunti. Beh, oddio, la nazionale italiana che non va al mondiale è un fallimento. È un fallimento perché la nazionale italiana è espressione di un paese che da un punto di vista sportivo è monoculturale. Tu parti da Rovigo, vai fino a Monselice e trovi probabilmente 20 campi da calcio. Da Monselice vai fino a Avaro, ne trovi 12. Arrivi a Padova, ne trovi 500. E allora ti chiedi come fa una popolazione di 60 milioni di abitanti, dove tutti giocano a calcio, dove l'unico sport conosciuto è il calcio, a non esprimere 11 persone da mettere in mutande capaci di battere la Svezia. A questa domanda nessuno sa rispondere, perché se avessimo la risposta... Dobbiamo perciò ammettere, non che sia colpa nostra, che negli sport di squadra probabilmente noi non abbiamo le adeguate risorse, prima umane, poi perché ci mancano i talenti, è una mia vecchia teoria, insomma. E quelli che ci sono pochi, e quei pochi che abbiamo vengono probabilmente assorbiti da un'unica disciplina. Abbiamo un deficit di carattere culturale, noi abbiamo un sistema scolastico che ancora oggi, anche se si chiama buona scuola, difende il fatto che in una settimana di scuola non possano esserci più di 2 ore di educazione fisica, perché sennò salta tutto, non si capisce perché alle scuole medie devono fare 16 ore di lettere, italiano, storia e geografia, e 2 di educazione fisica, perché non toglierne un po'? Perché alle scuole medie bisogna continuare a fare 2 lingue straniere, con il risultato che uno esce dalle 3 medie che non sa 2 lingue straniere, prima almeno non ne sapeva una, quella che studiava, adesso ne studia 2, esce che non sa niente di 2 lingue, togliene una e mandalo a correre. Sono discorsi così più o meno da bare, per carità, però è un fatto. L'Italia nel ranking, parliamo pure di rugby, non è un'osservazione mia, però è assolutamente aderente alla realtà. Nel ranking internazionale noi siamo la prima nazione fra quelle che non hanno lo sport a scuola. Cioè tutte quelle che vengono prima di noi, compresa la Georgia, ha una struttura di sport di base collegato alla scuola. Noi no. Se non ci fossero le benemerite società sportive private, i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri bambini non saprebbero a chi rivolgersi.
Dopodiché ci stupiamo se non vinciamo niente a livello... Penso che l'eccezione, la cosa incomprensibile è quando si riesca a vincere qualcosa. E il calcio, che è lo sport più praticato, ci insegna che noi vinciamo qualcosa quando le stelle e gli astri ci fanno nascere più o meno in quel periodo di tempo di 8-10 anni 3 o 4 super talenti. Allora l'anno che ti capita di avere il miglior difensore del mondo, il miglior mediano, i migliori a buttarla dentro, hanno la stessa età, li metti insieme e vinci. Appena le cose cominciano un po' ad andare in crisi, Buffon poi piange perché così i bimbi, lui si è sensibile. Io questa non l'ho capita, giuro, io capisco che gliele scrivono queste robe, ma fra tutte le cose che poteva dire Buffon, tanto io sono juventino da quando giocava a Sivoli, quindi non ho niente contro i colori bianconeri. Però insomma, le lacrime di Buffon perché i bimbi hanno visto perdere l'Italia e i bimbi. E batti la Svezia e i bimbi, dai, siamo al fondo del barile. A Giorgio non è piaciuta l'esternazione di Buffon nel post partita, però Buffon ha fatto una battuta legata al ruolo sociale del calcio. Personalmente, l'ho condivisa anche con qualche tuo compagno, c'è da dire che c'è un parallelismo, nel senso che giocare a rugby a Rovigo non è solo un ruolo sportivo, ma anche un ruolo sociale. Ti senti questa responsabilità o qualcosa, tu poi da Rodicino Doc, o è qualcosa che in realtà è sui giornali, nelle teste delle persone? Com'è? No, a Rovigo sicuramente sentiamo questa responsabilità perché penso che Rovigo sia l'unico posto in Italia dove il rugby è davanti al calcio. Nel calcio a Rovigo abbiamo la squadra in Serie D o non so neanche in che Serie sia, quindi figuriamoci quanto è seguito il calcio a Rovigo, quindi siamo questa eccezione e quindi noi facciamo da riferimento ai ragazzini quando ci vedono per strada, quando ci vedono al campo, quando ci vedono in giro col cane o in giro in bicicletta. Quindi siamo noi rugbisti che dobbiamo dare l'esempio in campo, fuori dal campo, come ci comportiamo, cosa bisogna fare, cosa è giusto fare, cosa è giusto non fare. Esempio quindi come atteggiamento fondamentale, ecco, per chi veste questa maglia, o perlomeno Matteo se la sente così, poi è una questione personale, era solo una domanda a te, perché ovviamente sei nato qui, quindi la puoi sentire in maniera diversa. Conclusa questa parte legata al calcio, ma in linea più generale, legata a una cultura sportiva e all'andamento degli sport di squadra e come si propone lo sport ai giovani italiani, questo è un periodo di test match, per cui è inevitabile non toccare anche l'aspetto della nazionale, la vittoria delle Figi, sulle Figi a Catania, fra 2 giorni ci sarà la sfida contro l'Argentina a Firenze, poi il 25 vicino a noi a Padova contro gli Springboks. Allora Giorgio, parto subito da te, vittoria con le Figi, la seconda linea di cui parlavamo, insomma qualità e talento. Non è meticcio, è puro sangue. È puro sangue. Noi dovremmo meticciare. È vero, anche questa, sì, lui è un puro sangue figiano. È una visione un po' zootecnica della vita, però. Magari. Nakarawa. Come hai visto la nazionale? Ma nulla che non fosse lecito a attendersi. Un piano di gioco assolutamente credibile, sostenuto da giocatori che per il livello qualitativo dell'avversario che avevano davanti hanno fatto in tutto e per tutto il loro dovere. Noto che, anche questo l'ho scritto, abbiamo risolto con Hayward il problema dell'estremo. Non ce l'avevamo, adesso ce l'abbiamo. Questo è, a mio giudizio, un punto a nostro favore. Mi spingo un po' più in là, visto che dobbiamo pensare a fare vittorie e non a fare filosofie. Canna, bravissimo ragazzo, talento anche discreto. Allan, quando arriverà, troverà il suo posto. Però adesso, se c'è un'apertura che è giusto considerare tale nel giro degli azzurri, è McKinley, che ha un occhio solo, è irlandese, è fortissimo, è entrato e sembrava avesse messo la molla alla squadra, e quello deve fare un'apertura. Quindi diciamo che i segnali positivi sono che 2 ruoli li abbiamo tappati. Poi spingiamoci un po' più in là e diciamo che i 2 attaccanti più forti, Campagnaro e Morisi, per adesso sono i box. Le 2 ali, fatto storico, vengono tutti e 2 dal Petrarca, che di solito forniva piloni e seconde linee, adesso cambiano i tempi.
diciamo che comunque qualcosa c'è Bisegni, dietro c'è qualcosa. Davanti, devo dire la verità, insomma, la coppia di seconde linee mi sembra poca cosa rispetto ai livelli molto più elevati. Parisse, ho scritto e confermo che giustamente, dopo tutto quello che ha dato la nazionale italiana, si sta amministrando per arrivare integro a fare un altro mondiale, ed è giusto che sia così. Favaro non pervenuto, però qualche minuto l'ha fatto con i Barbarian. Minto fatica a tornare quello che era. In prima linea io credo molto a Ferrari, mi piace molto e penso che con lui qualcosa di importante abbiamo risolto. Lovotti, da rivedere. Tallonatori, diciamo che l'esperienza di Giraldini e la mobilità di Gega, questa è l'Italia, insomma, sinceramente. Per la prima volta, e sono contento, sono fra quelli che gioiscono di questo, per la prima volta il commissario tecnico ha fatto scelte tecniche, ha lasciato a casa i giocatori perché secondo lui non erano ancora pronti. Noi veniamo da un'esperienza in cui bastava che uno respirasse, insomma, più o meno metaforicamente, e in nazionale ci andava. Questo vuol dire che si è un po' allargato il ventaglio. Bene Licata a fare dei minuti a 19 anni con la nazionale. Si parla molto bene di questo gruppo di ventenni che sta venendo su, non vedo l'ora di vederli all'opera. Dopodiché io direi che delle 3 partite che dovevamo fare in novembre dovevamo vincerne una, missione compiuta. Adesso ho già sentito che il Sudafrica, visto contro l'Irlanda, è poca roba. Vabbè, crediamoci, quindi qualcuno è già convinto di aver vinto anche questa, e che l'Argentina è in fin dei conti, ecco, con questa storia che l'Argentina in fin dei conti non è gli All Black, ma nessuno è gli All Black, qualcuno ritiene che sia molto probabile la nostra vittoria anche a Firenze. Me lo auguro e glielo auguro. Ovviamente. Matteo, come hai visto la nazionale? Ma, partita non bellissima, però quello che mi piace è che si stia puntando sui giovani, su un gruppo di giovani, come diceva Giorgio, molto promettenti, che magari non hanno giocato centinaia o decine di partite in Pro 14, ma quelle poche che stanno giocando si stanno meritando la convocazione. Ce ne sono altrettanti fuori infortunati, ricordava Gega, ricordo il nostro concittadino Bibi Quaglio. Spero e mi auguro che si continui su questa strada, su puntare su questi ragazzi, e vincere aiuta a vincere. Sabato abbiamo vinto con le Figi, sabato a Firenze ci sarà l'Argentina, la vedo un po' più dura rispetto alle Figi, però se non vinciamo non dobbiamo buttarci giù subito, ma dobbiamo continuare questo processo di crescita, questo lavoro che si è iniziato e che sta dando finalmente dei risultati. Ecco Matteo, ritorno a te per chiudere la trasmissione, perché prima le domande te ne hanno fatte gli altri, adesso te ne faccio una io. Ho la sensazione che quest'anno per te sia un anno, non dico di rinascita, perché in realtà non sei mai morto, che sia chiaro, no. però cioè che tu abbia investito un po' di più, non so, che sia un po' più col focus nella stagione, tu abbia motivazioni diverse rispetto magari l'anno scorso o l'anno precedente. Mi sbaglio, è una sensazione mia personale? Ma penso che l'anno scorso per me è stato un anno un po' particolare, perché venivamo da un anno che avevamo vinto lo scudetto, che siamo stati protagonisti, ero stato capitano, poi l'anno scorso è stata fatta un'altra scelta, è stato puntato su altri giocatori, e poi ho avuto un po' di infortuni verso fine anno scorso, prima il piede, poi un infortunio muscolare, poi il gomito. È stato un anno un po' sfortunato, ma che non mi ha soddisfatto appieno. Quest'anno, quando sono rientrato alla preparazione estiva, quando ci siamo ritrovati, mi sono detto che dovevo comunque provare a fare qualcosa di più rispetto all'anno scorso, e mi sto impegnando. Mi fa piacere che tu mi abbia fatto questa domanda, perché vuol dire che si vede anche da fuori che c'è questa voglia di migliorarmi, quindi ti ringrazio, mi fa piacere, spero di fare sempre qualcosa in più. Ecco, io ti facevo questa domanda perché poi Giorgio parlava della nazionale, tu parlavi di persone in nazionale, e tante volte la nazionale vede un qualcosa che è là, però il 90% di questi giocatori erano qua fino a un paio d'anni fa, no? Per cui dici,
sembra lontanissimo, poi in realtà forse è una questione di dettagli, forse è una questione di ingranaggi, forse è una questione di slot che mancano per cui riesci a coprirli. Tu sei stato, forse dopo il primo anno di Frati De Rossi si vociferava del tuo approdo in Celtic, poi non è andato. Senti ancora viva questa possibilità? In fondo tu hai 25 anni, Matteo. Sì, è vero che ho 25 anni, ma vedendo che convocano ragazzi di 19-20 anni mi sento tra virgolette un po' vecchiotto, quindi la speranza dell'ultima a morire. Sono anche realista che comunque il treno non è passato, ma penso che il tempo è, non dico passato per me, ma siamo verso una fase della carriera che comunque non mi permette di puntare alla nazionale o a partite del genere, almeno stando a, non dico stando a Rovigo, però a quello che è il campionato d'eccellenza di questi ultimi anni. Giorgio, come analizza una riflessione di questo tipo? Beh, insomma, 25 anni è un'osservazione intelligente. In Italia, nello sport soprattutto, si è giovani fino a 29-30, non ho mai capito perché. Dopo mi sono documentato, l'età media in cui un giovane italiano abbandona la casa dei suoi genitori è 34, quindi vuol dire che fino a 32 sei ancora adolescente. Battute a parte, i treni passano, non per tutti perché bisogna meritarseli e non spessissimo. Non conosco la sua storia, come sia stata esattamente con l'approccio alla Celtic. Io dico che, restando sul suo ruolo, in eccellenza a mio giudizio ci sono almeno 2 giocatori, lui e Grigolon del Viarana, che adesso non fatemi dire nomi perché è meglio di no, ma un giro potrebbero anche farselo e il livello complessivo delle prestazioni non calerebbe. Non so l'età di Grigolon, credo sia 94. ecco, un pochino più giovane, siamo là, insomma, ecco. Io offro Grigolon un giretto magari in uno di quei tour che si fanno in giugno, che la gente ha bisogno di andare in ferie, ma io glielo farei fare perché secondo me loro se lo meritano e quel livello a cui non hanno ancora giocato non mi sembra così distante dalle loro risorse. Anche perché poi quando entri in quel tipo di sistema non è tanto quello che tu hai dato qua, è quanto margine hai ancora per migliorare che fa la differenza, quanta capacità o voglia tu hai di metterti in discussione e raggiungere nuovi livelli. Insomma, poi Bibi te lo testimonierà, quindi è quella la differenza, è più la mente, no? Tante volte che fisico e tecniche. Tieni presente che in Italia fra un anno o 2 si aprirà il dopo Parisse, quindi un numero 8 bisognerà provarlo, lui nel 20 avrà 27 anni, l'altro che ho citato ne avrà 20-26. Ripeto, l'eccellenza non è piena zeppa di giocatori che potrebbero, ma quei pochi che ci sono, a mio giudizio, meriterebbero, sono altri, di fare un giro, ma c'è il sistema dei permit adesso, certo, le possibilità ci un sono. po' più aperto. Le possibilità ci sono. Restiamo con questa riflessione, restiamo al fatto, Matteo, ti auguro tutto, adesso Grazie. Domenica c'è Calvisano, quindi pensiamo a quello nel Speriamo frattempo. intanto puntiamo a Calvisano, a vincere Esatto, Calvisano. Esatto, grazie Matteo per essere venuto. Grazie Andrea, grazie a voi ragazzi, ciao. Giorgio, sempre un piacere. Anche mio, arrivederci. Noi ci vediamo domenica, già dal mattino, col Festival Under 6, poi il big match, FMC Z Rugby Rovigo Delta, Rugby Calvisano. Buonanotte.